Ciao da Nicoletta e direttamente dall'aula di Lugano, te oggi la pillolina che mi ha colpito, si intitola La corruzione. Ascolta, un capomastro lavorava da molti anni alle dipendenze di una grossa società edile. Un giorno ricevette l'ordine di costruire un edificio esemplare secondo un progetto a suo piacere. Poteva costruirlo nel posto che più gradiva e non badare a spese, aveva carta bianca su tutto. I lavori cominciarono ben presto. Ma, e qui il ma ci sta, approfittando di questa cieca fiducia, il capomastro pensò di usare materiali scadenti, di assumere operai poco competenti a stipendio più basso e di intascare così la somma risparmiata. Quando l'edificio fu terminato, durante una festiciola, il capomastro consegnò al presidente della società la chiave d'entrata. Il presidente gliela restituì sorridendo e disse, stringendogli la mano: questo edificio è il nostro regalo per lei in segno di stima e di riconoscenza. Cosa possiamo trarre da questo insegnamento? La vita ti ripaga sempre per quello che fai. Buona riflessione.